Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, archiviamo il mondiale con l'Ucraina, purtroppo ha perso in finale, sapete anche l'Albo d'Oro, dove la Francia ragazzi ha 2 vittorie, due secondi posti, mi sembra, se mi ricordo bene, però io non lo vedo, voi lo vedete. Ok, campione, 6 minuti, sì. Andiamo con una squadra che mi ha consigliato un porcone, la Norvegia di Haaland, sì. Ok, non ho visto niente, dimmi che è un girone semplice come quello dell'Ucraina, speriamo. Norvegia, Armenia, Info Competition. Allora abbiamo gruppo A, Italia, Lussemburgo, Australia, Perù, l'Italia c'è, nel B, Norvegia, Armenia, Senegal, Messico, girone non per niente semplice, siamo tornati a gironi difficili, nel C, Germania, Montenegro, Congo, United States of America, nel D, Spagna, Irlanda, Kuwait, Colombia, nell'E, Belgio, San Marino, Camerun, Venezuela, nell'F, Galles, Lettonia, Zimbabwe, Ecuador, nel G, Bosnia, Isole Faroe, Siria e Paraguay, nell'H, Croazia, Macedonia, la nostra cara e amica Bangladesh e Panama. Bene, so cazzi ragazzi, so veramente cazzi amari, però noi ci proviamo, vai. Next match. Schema di gioco. Non abbiamo leggende qua, allora vanno con un 4-4-2 e stiamo con il 4-4-2. Ok. Haaland King, abbiamo anche Odegaard, l'eterna promessa, Berg. Beh, Berg è un pupillo che seguo da molto, Cioè, lo prendevo quando ancora non era praticamente uno sconosciuto. Abbiamo una buona squadra ragazzi, ma Haaland è sicuramente il pezzo forte. Perché un solo grido si alzerà. La Sir Alex Ferguson Stand. Siete caldi? Sì, sono caldo, amore. Adesso si fa sul serio. Dopo tante Eccoli aspettative, qua, ragazzi, siamo tante con... ore, però peccato non avere la leggenda di Tore senza Andre dubbio che Flo, sia la competizione ribattezzato massima prima dei mondiali del Francia 98 in un torneo amichevole Flonaldo. Lo stadio Ma una infermito. Flonaldo, Tutti i tifosi ragazzi. accorsi per Quanto era sostenere la bello popolazione, Flonaldo. incaricate tra l'altro di dare il là alla sinfonia degli Vai, raga, spettatori. andiamo. E allora via, che lo Inizia spettacolo il ha mondiale cominciato. impossibile con la Norvegia. Mi mancherai tanto, Andri. Il meraviglioso Old Trafford è lo stadio di casa dei Red Devil di Manchester fin dal 1910. Fatta Dovremmo eccezione vincere però naturalmente il per gli mondiale anni del impossibile, cioè io dopoguerra a causa capisco dei tutto, però bombardamenti aerei che lo stai avevano in facendo parte figure, danneggiato. per carità, stai facendo anche cose positive, però Siamo pochi porca la minuti dal miseria, fischio siamo sempre dell'arbitro. sfigati. Adesso inizierà ufficialmente il torneo e da oggi tutti sono a cominciare a Prendila, ma cambiare. I dai, giocatori sono consapevoli inizio del un po' significato così. della partita di oggi. La voglia di scendere in campo ci metterà poco a sostituire il nervosismo del primo giorno di scuola. Il primo giorno di Dopo, scuola, ma che ecco la cazzo disputa del spara sta pallone. gente? Palla a Mkhitaryan. Ottimo, Ottima pressione la sua. vai Ben Haaland, superata. vai Haaland. Se ne va. Attenzione, Arriva il attenzione, c'è qualcuno in mezzo, c'è qualcuno in mezzo! La butta Oh, via e fa respirare. in due e va nell'unico punto dove non c'era nessuno, che bello, Si riparte con un fallo. che bello, che bello. No, Tocco morbido. Pallonetto. attenzione, no. Preciso. Occhio al tiro. Dai, che si può... È la squadra più scarsa del girone, ragazzi. Poi Senegal o Messico lo becchiamo sempre. Senegal e Messico sono forti, quindi per piacere, se perdiamo questa è quasi sicura l'eliminazione. Non sicura, ma quasi. Quanto ci manca, Andrea? Mkhitaryan. Il nostro biondo perfetto. Fallo, ma dove fallo? Madonna. Si comincia. L'arbitro lo richiama in modo L'arbitro. preciso. Ancora una scorreggia. Colpa dell'arbitro, Sarà del entrare lì. classico ref. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà. Perché l'arbitro è un po' il ref. Penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli. Cercare Buonissimo. di farlo ragionare, perché rischia di beccarci un cartellino se continua a comportarsi. No, Haaland, no, dai. Lungo passaggio in avanti. Dai, che è un altro giocatore biondo, quindi con i biondi non andiamo d'accordo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Malesani. Chi? Malesani? Ragazzi, c'è Malesani nella Norvegia. Ci mette il fisico Bello. e conquista il pallone. Vai King, vai King, vai King, vai King, vai Kingone, vai Kingone, vai Kingone.
Haaland e la mette, segna sempre lui. Situazioni come queste le sai sfruttare quando Grande. intervieni in allenamento. Sono 1-0. passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. 1-0 e si domina, 1-0 e si gode. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Grande. La partita si farà più avvincente. Si libera Haaland ancora, micidiale ragazzi, micidiale, non c'è Sheva ma c'è Haaland. prende il numero in targa a questo punto. Mamma mia, 1-2 micidiale del norvegese. Sono 2 i gol per lui in questo torneo. 1-2 micidiale, destro-sinistro, silenzio, la sentenza haalandiana. A loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Ancora, no, ci vuole il triplettone, neanche Sheva, Haaland o Holland o Eland o Uland. 3 gol in 10 minuti. Facile, anche troppo direi. Si è inserito molto bene nello spazio. Tripletta del norvegese, ricordo che Sheva comunque c'è nell'Ucraina, non mi sembra di averla vista nei gironi, però le leggende che andrò a mettere nelle nazionali poi rimangono, quindi per aumentare ancora la difficoltà ovviamente. È incredibile come sia sempre nel posto giusto Odegaard. al momento giusto. Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sono finiti i primi 4. Triplettone mostruoso, ai tempi tipo Paolo Rossi in Italia-Brasile 3-2 del 1982, ma quella è un'altra storia. Stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. Mamma mia ragazzi, dopo una partenza un po' così, 1-2-3, Siamo solo a fine Fante, primo tempo. Cavallo Ma e come Re. piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in Ma il gioco. bello che ha fatto, Non cioè, ha hanno fatto meno di avuto Sheva pietà ragazzi, delle cioè. debolezze degli avversari. Va bene, con una squadra comunque scarsa, ma non scarsa come quelle del girone con l'Ucraina. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. L'azione è già ripresa. Vediamo se c'è qualche Attenzione, sostituzione. mamma mia, mamma come godo, mamma come godo. Per il momento. Anche per la differenza di reti è importante mantenere il 3-0 minimo, eh. Cerca un compagno. Grazie a chi mi ha consigliato la Norvegia. Trovare sulla traiettoria e spenta un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Grandissimo ancora. Può andare in rete. Va il tiro. Mamma mia come stiamo giocando. Anche King partecipa ai festeggiamenti. Signori. Condizione fisica e mentale. Stanno dominando. Ma non bisogna vedere il livello. Cioè, ma è campione, sì, il livello, perché La calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è un sfasciato dominio via. questo, è imbarazzante per il popolo armeno. Crollo armeno. È assolutamente impossibile da ribaltare. Si fa avanti in territorio nemico. Vede l'inserimento del compagno. Mamma mia ancora e per poco, quasi autogol. Decide di non rischiare. Calcio bailado all'Old Trafford, al Teatro dei Sogni. Scodella in avanti. Riesce ad intercettare. Ecco, questo potevamo anche evitarlo magari. Ecco l'occasione di contropiede. C'è il tiro. Bella parata. Grande miracolo. Questa è Un altro che una Flonaldo. totale. Cross in mezzo. La mette in avanti. Parecchia Ok, attenzione, Odegaard. chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Ora non so quanto possa essere utile. Mamma mia. Cioè, voglio dire, ha già segnato una tripletta. Ah, come gioca Haaland. Perché lui è Haaland, ragazzi. Sarà per sempre Haaland. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegna tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore Cerca fresco. attraverso. Incornata. Ah, peccato. Vuole la profondità. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Un pressing che non definirei asfissiante. Cercano di mantenere Ah, le Dio mio. distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Occhio ragazzi, non voglio prendere neanche un gol.
Bravissimo, mamma mia, che squadra, ragazzi. Calibra un bel pallone. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Visto poco il pupillo Berghe. Qui può partire il contropiede. 4-0 comunque, dominio puro, dominio purissimo. Da parte dell'arbitro. Volevano iniziare al massimo questa stagione in questo torneo. L'Italia vince, molto bene. E noi siamo col Messico primi. Scusate ragazzi, piccola interruzione. Vediamo una cosa però prima. Aspetta un attimo. Sì, dai, come abbiamo visto. Ok, andiamo comunque sul triplettone di Haaland, perché... Sì, anche qua ragazzi, cioè... se sentite, cioè in Italia sentiamo più Haaland, almeno quello che ho sentito. In inglese Haaland. Cosa facciamo? Haaland, beh, come viene, insomma, perché questa era una cosa da valutare, madonna ragazzi. Ok, boh. Mettiamo... il resto c'è, perfetto. Calcio d'inizio, mamma mia, triplettone incredibile del norvegesino. Vince 4-0, forse non ho mai vinto, se non mi ricordo, ma veramente un debutto con i fiocchi. Vai. Non ci sono giri di parole, la partita di oggi è da dentro o fuori. Dai, per chiuderla. Se vogliono assicurarsi il passaggio di turno devono cercare 3 punti. Se non dovessero ottenerli invece è probabile che debbano fare le valigie e tornarsene a casa. Ci prova! Mamma mia, subito tiro meraviglioso. Ottimo inizio dopo 2 minuti. Pallone lungo in verticale. Ha portato scolpito, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. C'è l'opportunità per il contropiede. Attenti. Odegaard. C'è la palla lunga in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opta per il lancio lungo. Passaggio intercettato. Questa sembra già più tosta, però mamma come gioco. Fuori di poco. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. C'è il lungo pallone in avanti. Pallone intercettato. Ma porca miseria. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bravo, vai King, vai il re. Mamma mia ragazzi, boom boom. Guarda lì che belli King, Haaland. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. Questo però veramente togliete sto dubbio perché sono 2 i gol. cioè le telecronache in italiano le ho sentite tutti con Haaland sinceramente, però se non sbaglio quando anche su Sky fanno vedere magari a volte senti il commento originale, forse è Haaland. Non so tedesco, i telecronisti tedeschi come lo pronunciano, perché c'è anche quella, boh veramente, cioè, panico, paura ragazzi. Comunque stiamo giocando da Dio. Ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Selnais, Stanno questo. correndo rischi davvero inutili. Ok, vai King. Cercano l'azione veloce. Tocco morbido. E trova bene il compagno. Mamma, peccato. Siamo al 34esimo. L'estremo difensore la calcia lunga. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Da lì può crossare. Attenzione, questa è bruttina. Grande intervento, ma sulla ribattuta pareggiano. Che culo. Mamma mia, che bavosi. Dove sarebbe finito il pallone? La difesa ha sbagliato. Mane, Sadio.
Sane, mane. Perfetta parità dunque. Odegaard. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Vai Odegaard, che sei l'eterna promessa. Odegaard! Un po' di fortuna a noi adesso. Troppo solo. La deviazione c'è stata, mi sembra. Seguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Grande Odegaard. È stata da manuale del calcio. Sì, e subito troviamo il 2-1. Mamma mia, che mondiale scoppiettante, ragazzi. Che mondiale scoppiettante, come si suol dire. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Salah. Mane. Selmes. King, Si fa... che fece il primo tempo. Scusate ragazzi, ma mi interrompono sempre quando sto giocando a PES. Vai, andiamo, secondo tempo di una partita scoppiettante al Kumenda Stadium. Vai, anche se siamo al Colo Colo. Lo hanno marcato molto bene. Scusa, che non problema si è c'è, potuto no? liberare. Scusate un attimo. Prova, Decidono di giocarla all'indietro. dovrebbe andare. Scodella in avanti. Ok. Ho problemi col... devono bloccare, poi ho problemi col microfono, zio Bono. Vaffancuore. Koulibaly riceve palla. Dai fiori, dai. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottimo. Sicuri in fase di palleggio. Dai Holland. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Ottimo intervento. Guarda. No, bruttissima Keita Balde. Balde la mette, bel gol. Bel gol. Senegal pareggia, bellissima partita, però siete un po' polli qua, un po' polli. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. La tipica azione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. Non una situazione Va bene, fallo, hai ragione tu. Fallo. Hai ragione tu. È fuori gioco. Offside. Facciamo qualche cambio. Allora. Ok. Sorlot. Proviamolo. In fascia però sì, è morto. Vai. Provate a pareggiarla almeno, con i gol fatti, con tutto quanto, con 4 punti difficilmente veniamo eliminati, però vincere chiaramente ci dà la sicurezza. Sul filo del fuori gioco. Ecco il tiro. Bello, Madonna, ma come sta giocando sta Norvegia e come sta giocando Veneziano! Selnes. E il Selna. Selna l'ha messa. In panchina è venuto il momento di alterare la formazione. Ha segnato, i tifosi gli tributano il giusto. Ma questi sono fratelli. E passano in vantaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo Odegaard. Sorlot. Ottima pressione. No, Palla recuperata. ma zio Bono. Keita. Lungo passaggio in avanti. Stiamo giocando un calcio bailato. Possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, Henriksen, pur senza sbilanciarsi. Odegaard, Sorlot.
Riceve la palla. Fallo su Haaland. Haaland. La No. situazione è quella dell'infortunio. Sembra No. che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Ma zio cane. Speriamo bene. Odegaard prova il tiro da fuori. Ha sprecato una buona palla. Sì, valeva la pena provare. Speriamo bene. Se si rompe lui, so cazzi. Se si rompe Erling, so cazzi. Se si rompe Erling, so cazzi. Non poteva più continuare così. Ok, ritorna in campo, bisogna vedere. Attenzione il Sorl. Vai Sorlo. Vai Sorlo. Si libera la grande. Per chiuderla come me l'ha presa. No, non ci credo. Ha fatto un intervento alla Francuzzo Baresi, non che credo. In questa occasione non possono permettersi di Odegaard. concentrazione così. Bello, beh, ma Odegaard è morto praticamente. La gioca in profondità. Qualche istante e sarà tutto finito. Può andare in rete. Conclusione. Peccato, ma comunque siamo passati. Mamma mia ragazzi, che mondiale. Che mondiale. Ottimo. Siamo qualificati insieme al Messico, ci giochiamo il primo posto. Very godo. Diamo un po' di riposo. Radeli, ok. E Odegaard. Dai, tanto, anche se se ne frega sinceramente, cioè nel primo secondo, tanto il mondiale impossibile sappiamo che in realtà rischiamo di beccare l'Italia teoricamente. Però sembra che è bello un'Italia-Norvegia agli ottavi come a Francia 98 con gollazzo di Vieri, che dopo va a esultare mettendosi in seduto con Del Piero, che bello. Signore e signori, silenzio e attenzione. Seduti. Vai, Si Messico alza, si parla. vs Norway, kick off, vai. Che oggi vede protagoniste due compagini alle prese con la fase a gironi. Il loro estero è innegabile. In campo possiamo contare sulla presenza di talenti notevoli. Un torneo ancora in fasce, ma che speriamo si svilupperà regalandoci emozioni. Attenzione, s'il vous plaît. Proporzionale. Conclusione al gol! Un signor gol! Ma cosa ho subito ragazzi? Ma cosa cazzo ho subito la Gimenez? Splendida coordinazione, un grande gol. No vabbè, cioè, posso solo che applaudire una prudenza del genere. My god, che gol! Signori, che gol! Boh, stupendo, missile di mezza rovesciata, quasi rove. Mamma mia. Subito gol del vantaggio. Mamma mia. Mamma che roba, silenzio proprio, abbiamo preso il gol. Decide di sfruttare la fascia. No, sono scioccato veramente, ha preso un gol Lo hanno disarmante. intrappolato. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per segnare la difesa avversaria, disunirla e Ok, creare sono un attimo sconcertato spazi ragazzi perché ho preso un gol superbo. King, il re. Vai, vai re, vai re. Occhio al tiro! Non ci voglio credere come me l'ha presa bene. Di la carità, era fuori gioco, ma non puoi farmi un tacco così. La posizione Il tacco della vita. Mamma mia che gollazzo che ho preso. Basterebbe un pareggio per il primo posto. Dai che becchiamo l'Italia. lungo del portiere. Italy vs Norway. Nel suo tempo mettiamo il nostro Erling Haaland. Lo mettiamo, cioè c'è poco da fare. Gioca con un pallone lungo. Peccato in offside dal guardalinee. Io solo grido, si alzerà. La 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 la. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dai si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee. Ottimo, direi. Concentrazione Vai, Deli. e disciplina. Bravo Deli. King. Johansen, bravissimo. No, che cagatissima di... L'esterno difensore la calcia lunga. Non ho visto chi se King o l'altro. Mette la palla in avanti. Vai Sorlo. No, ma proteggila col fisico, ma non sei proprio
Un bimbetto là, cacchios. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Prova una partita in King, velocità. King. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo Ah, intervento in peccato, tempo, veramente. nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Hanno già riconquistato palla. Prova Brutto. il può tentare. Splendido Grande. azione del portiere. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Dell'estremo. Presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Buono, poteva anche bloccarla, però non si è fidato. Comunque sempre respingere ai lati, mai al centro. Prima regola che ti insegnano, mamma mia. Cerca di pescare il compagno. Vai King. No, King, no, Bell'anticipo, King, pericolo no. sventato. Layun. Va bene. Non riesce a mantenere il possesso. Roba nostra. Niente. Ben fatto. E arriva alla fine del primo Messico tempo. 1, Norway 0. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete nel Schema di 60 minuti, gioco. una partita ancora lunga. Non è stata una prestazione molto convincente. Possono Vai, fare il molto buon meglio. Erling. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania. Subito 3 cambi, noi ce ne sfottiamo degli infortuni. Tanto, insomma, mai è successo, vediamo, capita proprio oggi che uno deve uscire, rido. Vai. Il secondo tempo è cominciato. La Norvegia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Dai, Fioi, però voglio il pareggio, lo pretendo adesso. Adesso lo pretendo. Bravo mignottone. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Fallo su Irving Lozano. Andrea sguardato. Buon Messico, comunque sappiamo che il Messico è una buona squadra. La gioca all'indietro. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. Che pirla, che Sicuramente pirla. non è un programma, ma niente da fare. Vanno dagli 11 metri. Vai. Gimenez contro Jarestin. Yes! È la para e silenzio. Ma che opportunità sprecata. Gimenez fa un Eurogol e poi sbaglia un rigore così. It's incredible, Potrebbero it's non avercela incredible. un'altra occasione così. Col Messico si soffre però, eh. Bravo Daly. Vuole il lancio filtrante. No, King. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Herrera. Palla all'Ayun. Occhio, gol. Mamma mia. Siete di lusso qua, stiamo giocando malino, però è col Messico. Bello sto rinvio, proprio, mamma mia, che cioccolataio, signori. Relazioni con il lancio lungo. Roba mia. Palla recuperata. Ha provato l'azione individuale senza successo però. No, zio canaglia. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Dai, Fioi, dai. Mostrano un buon controllo del gioco. Niente, non riusciamo Guardado. a pareggiarla. Fischio deciso del... Cos'è, fallo? Si ripartirà con un calcio da fermo. No, vabbè, cioè, ma io veramente non ho parole. Non ho parole. Not parole. Vai Erling. Vai Holland, vai King. Si avvicina alla porta. E non va troppo per il sottile. Herrera. Layun.
Guarda il coglione, guarda il coglione. Ci mette il fisico. E Grande conquista il Berghe. pallone. Moreno. Sì, ok. Herrera. Cerca lo spunto. Fallo netto. Qua non potevo fare molto, spero non rosso. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Infatti, sapevo che era già Bisogna ammonito. degenerare, però qualcuno si farà male. Vabbè, arriviamo secondi e becchiamo al 99.9 periodico l'Italia. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo Come il a pallone France esattamente 98. dove voleva. Come a France 98. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Giocato molto male, però un po' deluso, quindi insomma sarà dura andare avanti, però dai, siamo divertiti, il girone è sicuramente bello. Moreno. Sta partita forse ha un scarichi, chissà. Herrera. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. 3. Ancora 15 minuti di gioco. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. È tutto. Vabbè, passiamo, però sconfitta pesante. Potevamo evitarla, diciamo, potevamo anche perdere con più dignità. Il più classico dei risultati, 2-0, in un inglese perfetto. Ok. E chiaramente c'è l'Italia come pronosticato, perché il Cume sa tutto. Perché il Cume è una mente diabolica. Allora, info competizione, fase di diretta. Tra Norvegia, Germania, Spagna, Belgio, Zimbabwe, Paraguay, Macedonia, vabbè. Sarà un impossibile arrivare in finale, d'altra parte Messico, Australia, Colombia, Congo, era importante finire primi, ma porca, vaffanculo, raga, sotto il comandone veneziano, proteste, comandiare, ciao!